Bene, eccoci qua anche oggi. Abbiamo il piacere di avere di nuovo in studio Erika Boschiero, cantautrice veneta con la montagna nel cuore, nativa di Auronzo, provincia di Belluno, perché lei è residente a Treviso, ecco perché c'era il lapsus. Esatto. È tornata sul mercato discografico con questo pregevole prodotto, pregevole dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista della grafica e della confezione. Questo è un CD book, perché oltre al disco che è la trasposizione di uno spettacolo E torneremo a Baita, il CD book si pregia degli acquarelli di Paolo Cossi. Anzi, allora, essendo un CD book, diciamo che sono gli acquarelli di Paolo Cossi con le musiche di Erika Boschiero, accompagnata da Sergio Marchesini. Per far capire il tutto, tra pochi secondi, appena la regia sarà pronta, faremo vedere un video. Nel frattempo chiediamo il progetto discografico, come si fa da giornalista serio del settore, si fa per dire. Qual è? È un lavoro appunto nato da uno spettacolo che sono già 2 anni che stiamo portando in scena in Italia, ma insomma anche all'estero abbiamo girato per raccontare le Dolomiti. Il che sembra anche particolarmente adatto in questo momento, visto che è un territorio anche provato. Dalla tempesta Vaia. Esatto, dalla tempesta Vaia del 29 ottobre, anche se il disco era già pronto perché è uscito a dicembre del 2018, quindi in realtà proprio in quegli stessi giorni quasi. E perché è un territorio che io e i miei compagni di viaggio, che sono appunto Paolo, Sergio, ma anche Enrico Milani, il violoncellista che ha suonato, amiamo moltissimo. Io ci sono nata, Paolo Cossi ci vive, Sergio ci ha lavorato tanto, poi credo che sia anche un debito che noi e i nostri strumenti abbiamo, nel senso noi abbracciamo il legno e lo suoniamo per tutta la giornata e quindi quello che suoniamo viene da lì, viene dai boschi, viene dalle montagne, quindi avevamo voglia di omaggiarle con questo lavoro ed è nato Torneremo a Baita. Ad un artista mi viene da chiedere, è più fortunato chi nasce in montagna o chi ci vive in montagna? È una bella domanda, sicuramente chi nasce. Io ringrazierò sempre i miei genitori per aver deciso di farmi nascere lì, nel senso che l'imprinting è potentissimo, no? La tua mamma è la montagna in quel caso, l'aria che respiri per la prima volta è un'aria purissima che profuma di bosco, di fiori e non di smog, come a volte capita in centro a Treviso dove sto adesso, quindi sicuramente nascerci, poi insomma noi giocavamo sui prati, io e mio fratello, senza confini, senza recinti, ci arrampicavamo nei boschi, quindi insomma è una fortuna immensa per un bambino. Viverci è più difficile, soprattutto se fai un lavoro come il mio, perché sei fuori mano, perché devi fare tanti chilometri in macchina per raggiungere un centro abitato grosso, però anche lì potersi ricavare del tempo per continuare a stare a contatto con la natura penso che sia fondamentale per il benessere di una persona. E prima del video ne approfitto per ricordare un grande amante della montagna, Sergio Reolon, che è stato anche presidente della provincia, perché mi ha insegnato che vivere in montagna è una filosofia, una cultura, è vivere in pendenza. E se uno ha questa immagine capisce veramente tante cose. Vero. Vediamo il video, linea alla regia. Piano, non turbare il buio che arriva. La tua mano si fa vela ed io la deriva. Parla piano, così il giorno ci passerà accanto. Tutto il tempo in una notte ed una soltanto, ma tu non
farlo mai. Mentre il bosco intorno dorme e dorme l'aurora, ma lento ogni respiro ed amami ancora. Dormi e lascia andare i sogni lì dove il sole sorge ad est sopra i ricordi e le parole, ma tu non chiedere il mio nome, no, tu non chiedere il mio nome, tu non mi chiedere il mio nome, non puoi non farlo mai. A sentire questa musica, la prima impressione è per Erika Boschiero la montagna intimità e Non tranquillità. solo, sicuramente sì, sì, anche perché in montagna hai dei silenzi che altrove non puoi avere, cioè quando sei in cima a una montagna senti il tuo fiato, senti il battito del tuo cuore. Anche in città, per quanto tu possa stare in silenzio, il rumore delle macchine, del frigorifero, delle cose, è inevitabile che tu abbia comunque un inquinamento sonoro sì, che ti impedisce magari di fare quel silenzio che a volte è addirittura assordante quanto ti riporta dentro di te. Ma non è solo questo, è anche impeto, se pensiamo che cosa può essere appunto una tempesta che si abbatte sulla montagna, come risuonano i tuoni. Un torrente. Esatto, sì, una cascata, insomma può essere anche molto impetuosa e forte, è tutto molto... L'idea della pendenza, insomma, porta sempre a pensare a Sì, rotolare. pensiamo a una valanga, una frana, il rumore che può fare, no? Certo. Però sicuramente ti riporta a contatto con te stesso la montagna, questo è, hai meno distrazioni, secondo me. Abbiamo detto lo spettacolo è in tournée da un paio di anni. Sì. Il format è quello, vale a dire musica e il disegnatore Esatto, sì. in diretta. Esattamente, sì, Paolo Cossi che disegna in diretta. È bello perché questa volta usa gli acquerelli, che sono una tecnica difficilissima da usare, soprattutto in contesti come questo, perché sono abbastanza incontrollabili, perché ogni volta acquisiscono forme diverse a seconda di come li usa, quindi anche i disegni sono sempre diversi, non c'è mai uno spettacolo uguale all'altro, e questo forse è anche un valore aggiunto della cosa, insomma, quindi perché andarla a vedere anche per questo. Avrete una bella raccolta a questo punto di disegni. Beh sì, certo, direi di sì, perché abbiamo fatto ormai già quasi 50 repliche in questi 2 anni, quindi ne abbiamo un bel po'. Però insomma poi non so se vuoi fare vedere qualcuno, apposta per questo disco sono state realizzate, adesso arriviamo, appunto alcuni di questi disegni, li si trovano nel libretto appena del stampato, esatto, da Squilibri, che è appunto questa casa editrice molto bella, che ci troviamo molto bene.
Prima di andare in sigla, però, allora, visto che c'è la chitarra... Sì, l'ho portata per suonare. È giusto per dare appunto un assaggio di come la montagna e la musica, appunto, questo disco non è soltanto intimista, ma è anche qualcos'altro, e le canzoni sono per lo più mie, ma non solo. Tipo abbiamo appunto questi 3 omaggi, 2 canzoni del repertorio alpino e più una canzone di Beppi De Marzi, che la conoscete, è Signore delle Cime, ma quella sarebbe altrettanto intima. Invece vi saluto con questa che sicuramente conoscete, che è Stellutis Alpinis. Se tu ves casutas cretis, la que lor mi han soterat, e ale uns plats splendis lutis, dal mio sang l'estat bagnat, per senyal une crosute i escolpi dell'Ital cred, fra che stelis naslar punte, soti lor io no arcoiet, fra che stelis naslar punte, soti lor io no arcoiet. Ovviamente era solo un assaggio, grazie a Erika Boschiero, cantautrice. Ricordiamo questo CD book, gradevole da ogni punto di vista, ad iniziare da quello grafico, perché so che lei ci tiene molto a sottolineare questo aspetto, oltre naturalmente alla sua musica. Lo ricordiamo, Erika Boschiera, Sergio Marchesini, Esatto. con i disegni di Paolo Cossi. Il CD si chiama E tornerem a Baita. Grazie. Grazie a te Fabrizio. Buona tournée, buon lavoro, buon Grazie. viaggio. Grazie. Alla prossima. A presto, ciao.